Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Omicidio a Catania, un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a lungomare. È stato ferito mortalmente da un posteggiatore in piazza Mancini Battaglia, era dipendente di una nota pasticceria della zona. Cantieri del ponte al via entro la fine dell'estate, lo assicura ancora il ministro Salvini in prefettura a Messina. Sul tavolo il tema caldo dei controlli per evitare infiltrazioni criminali. In contemporanea si è tenuta una manifestazione dei No Ponte. Confermata dalla Corte d'Appello di Palermo la condanna a 14 anni per il geometra di Campobello di Mazara Andrea Bonafede, l'uomo la cui complicità, secondo l'accusa, ha permesso a Matteo Messina Denaro di sfuggire alla giustizia. Si allarga lo scandalo Visodent dopo l'inchiesta della magistratura partita da Catania e chiesta in Parlamento un'ispezione del ministro Schillaci. Azione legale da parte dei pazienti che hanno pagato migliaia di euro agli studi dentistici chiusi da un giorno all'altro. Il vento forte porta danni e disagi a Catania, 2 feriti al porto dove si rompono gli ormeggi di una nave ancorata, 5 voli dirottati, un incendio a Vaccarizzo e un albero caduto nella zona della circonvallazione. Palermo, altra tragedia in carcere, suicida al Pagliarelli, un detenuto ormai vicino alla scarcerazione, l'ennesimo episodio all'interno di un sistema al collasso per il sovraffollamento. Calcio, dopo la retrocessione fra i dilettanti, altra pesante mazzata per il Messina, penalizzato di 14 punti da scontare nel prossimo campionato, stangata anche per il Trapani, 8 punti in meno. Di nuovo bentrovati, una lite e poi le coltellate fatali. È successo sul lungomare di Catania. Santoré, 30 anni, dipendente di una nota pasticceria ad Ognine, è stato ferito a morte da un parcheggiatore abusivo molto conosciuto nella zona. L'uomo è stato subito fermato dalla polizia. Roberta Lunghi. Aveva appena finito il suo turno di lavoro, da poco passate le 15, era venuto qui in questa zona per raggiungere l'auto che aveva parcheggiato alla fine di questa discesa. Lì una lite, non si sa ancora per quali motivi, con un parcheggiatore abusivo molto noto nella zona. È stato ferito a coltellate. Tanti colpi di coltello, poi ha cercato di correre per tornare indietro, per andare verso la pasticceria che è il suo luogo di lavoro. Si è trascinato attraversando la strada e lasciando delle tracce ematiche. Ha cercato un disperato aiuto Santoré, 30 anni, tornando indietro ferito, sanguinante, verso la nota pasticceria di piazza Mancini Battaglia, per lui una famiglia in tutti i sensi. A lavorare lì anche suo padre, ma a nulla sono serviti gli aiuti del 118. L'uomo è arrivato senza battiti all'ospedale Cannizzaro, dove si è ufficialmente spento. Fermato per omicidio un 37enne dello Zimbabwe, noto alle forze dell'ordine, già arrestato in passato per aggressione a vigili e resistenza pubblico ufficiale. Importunava le persone, parecchie volte le forze dell'ordine l'hanno portato via e oggi ha toccato il fondo. Il vostro collega però non c'erano state delle liti particolari prima? Ma noi qua, a parte tutti, ma Sando, proprio un ragazzo, proprio definirlo per bene è poco, buono è poco, quindi un ragazzo tranquillo, veniva a lavorare, stava andando a casa, le devo andare dopo da 3 mesi e non è giusto. Siamo devastati. Basta. La lite non sembrerebbe legata all'attività abusiva dell'uomo, ma al momento in questura a Catania, oltre al posteggiatore, ci sarebbero anche 2 testimoni che potranno essere utili a comprendere il movente dell'omicidio. È stato colpito con una spranga a Palermo ieri notte da un gruppo di persone. Adesso si trova in coma all'ospedale civico del capoluogo. La polizia indaga per tentativo di omicidio dopo il ricovero al pronto soccorso del civico di un 43enne dello Sri Lanka, titolare di un'attività commerciale. Gli investigatori della polizia hanno ascoltato i familiari per cercare di fare luce su quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere della zona in cui l'uomo è stato aggredito. I cantieri per il ponte sullo Stretto partiranno entro la fine dell'estate, lo ha ripetuto il ministro Matteo Salvini oggi a Messina al termine di 2 vertici operativi in vista dell'avvio appunto dell'opera. I comitati No Ponte hanno manifestato all'esterno. Francesco Triolo. Bisogna approvare il progetto al CIPE, stiamo parlando delle prossime settimane,
a progetto approvato si parte e vedrete a Messina, come vedranno a Reggio Calabria, i primi caschetti, le prime divise, i primi scavi, espropri, bonifiche, indagini archeologiche. Tutto è pronto in attesa solo dell'approvazione del CIPES che dovrebbe arrivare entro fine giugno. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è stato chiaro a Messina al termine dei 2 giorni trascorsi sullo stretto per il tour della legalità. Il ponte è convinto che partirà e lo farà entro la fine dell'estate. In prefettura 2 singoli vertici con istituzioni, associazioni, sindacati e enti pubblici hanno aperto la fase operativa. Sul tavolo il tema caldo dei controlli per evitare infiltrazioni criminali in appalti, subappalti, forniture. L'obiettivo è di cercare di prevenire qualsiasi tipo di malaffare e quindi sono convinto che in conversione del decreto, in pieno accordo con Quirinale, si potenzieranno al massimo i controlli che sono già in corso, perché quando hai più di 100.000 lavoratori coinvolti e migliaia di imprese siciliane, calabresi e italiane coinvolte, è chiaro che devi essere cattivo. Il ponte sarà un acceleratore di sviluppo, ha ripetuto Salvini, mentre fuori alla prefettura il presidio dei comitati No Ponte hanno manifestato in 200 tenuti a distanza, non senza polemiche. Ci mettono qui a protestare totalmente distanti dalla prefettura. Questa è una vergogna, questo succede in Russia, in Cina. I principi democratici vengono strappati con una facilità, ti mettono a distanza per non far vedere niente a nessuno. Durante la riunione Salvini ha anche assicurato un adeguato potenziamento di tutte le strutture pubbliche, dalle procure alle prefetture, sino agli uffici ispettivi e ai presidi sanitari, perché il ponte impatterà il territorio in maniera totalizzante. Condanna confermata anche in appello per Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che prestò l'identità a Messina Denaro. Laura Spanò. Confermata dalla Corte d'Appello di Palermo la condanna a 14 anni per il geometra di Campobello di Mazara Andrea Bonafede e l'uomo la cui complicità, secondo l'accusa, ha permesso a Matteo Messina Denaro di sfuggire alla giustizia e di condurre una vita tranquilla e normale nonostante la latitanza e di potersi curare sfruttando il sistema sanitario nazionale. Bonafede, che ha scelto l'abbreviato e ha potuto contare sullo sconto di 1/3 della pena, era accusato di associazione mafiosa. L'accusa in primo grado era rappresentata dai PM Piero Padova e Gianluca De Leo. Il ruolo di Bonafede è emerso nel corso delle indagini che portarono alla cattura del padrino. Il suo arresto avvenne poche settimane dopo. Fu accertato che per le terapie usate per curare il cancro, il boss, allora latitante, usava l'identità del geometra di cui aveva falsificato i documenti e la sua tessera sanitaria. Descritto dal GIP come un uomo d'onore riservato a Bonafede, ha acquistato per conto del padrino anche la casa di Campobello in vicolo San Nicola, in cui ha vissuto l'ultimo periodo della latitanza. Il caso delle truffe Visodent, dopo l'interrogazione del senatore 5 Stelle Lorefice che ha chiesto un'ispezione del ministro Schillaci. Intanto, mentre si moltiplicano gli sfoghi social dei truffati, le procure siciliane sono già al lavoro. Roberta Lunghi. La truffa Visodent, con 7 studi odontoiatrici in Sicilia, da Catania a Palermo, Modica, Trapani e Messina, che fanno capo al manager Bartolo Conte, guidato dall'amministratore unico Roberto Latorre, chiusi da un giorno all'altro, è caso nazionale che approda in Parlamento. Una nuova interrogazione, infatti, dopo i casi di Mestre e Imperia, è pronta ad essere depositata. Depositerò a brevissimo un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro competente se non è il caso che in Sicilia venga in forze per fare un'ispezione puntuale. I truffati da Visodent si moltiplicano attraverso le chat appositamente aperte e la confluenza alle associazioni dei consumatori, pronte ad avviare corpose class action. Fondamentale la denuncia social su Facebook di Tiziana Coppola. Ovunque queste cliniche Visodent sono sparite, lasciando nei debiti centinaia di persone, se non migliaia. Da lì un fiume in piena di casi e denunce che raccontano un medesimo modus operandi: preventivi vantaggiosi, l'invito alla rateizzazione, lungaggini con medici che stanno male e devono rimandare la visita, o dichiarate crisi di rigetto, tutto per poi sparire nel nulla. Questa clinica vi ha truffato 11.300 euro
per dei lavori ancora non compiuti. Il tema dominante è quello di dover pagare i finanziamenti di persone truffate anche per 70.000 euro. Abbiamo attivato delle azioni legali finalizzate a far ottenere loro la sospensione del finanziamento e quindi la sospensione del pagamento delle rate e la restituzione di tutte le somme che in questo periodo hanno pagato. Intanto le procure sono al lavoro, a cominciare da Catania, dove un'inchiesta è già scattata. Vento forte oggi a Catania, paura al porto, si sono rotti gli ormeggi di una nave da crociera, 2 i turisti feriti, fortunatamente senza serie conseguenze. Ma non è stato l'unico problema causato dalle raffiche, voli dirottati a Fontanarossa, ma anche incendi e alberi caduti. Sentiamo Orazio Longo. Tanta paura e 2 persone ferite dopo che una nave da crociera della Norwegian Cruise Line, battente bandiera delle Bahamas, a causa del forte vento ha rotto una delle bitte cui era legata al porto di Catania. L'improvviso movimento della nave, che è considerata al 5º posto tra le più grandi del mondo, lunga più di 300 metri, con una capienza di 4.000 persone, è avvenuto mentre una passeggera stava per salire a bordo dal ponticello. La donna non ha avuto il tempo di aggrapparsi al corrimano ed è caduta in acqua. Il marito si è tuffato per salvarla. I 2 sono stati subito soccorsi e portati in ambulanza all'ospedale, dove sono state riscontrate lievi contusioni. La brusca manovra della nave e l'urto contro la banchina hanno cagionato danni al molo. Ma il forte vento che si è abbattuto su Catania ha provocato disagi anche all'aeroporto, con alcuni voli dirottati a Palermo e a Comiso. E queste sono le immagini di un albero secolare che si è schiantato al suolo in via Sebastiano Catania a Sannullo, sopra la circonvallazione. Nel crollo il tronco ha schiacciato un auto con a bordo 2 persone che sono rimaste ferite in modo lieve. Ancora non sono state accertate le cause del cedimento, probabilmente anche il vento ha contribuito a spezzare il tronco. 2 squadre e 4 autobotti dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio di sterpaglie e vegetazioni nella zona del Torero, nel rione Vaccarizzo. Il rogo, alimentato dal forte vento, è divampato su un terreno privato adiacente alla strada statale 114, coinvolgendo alcuni container e mezzi pesanti. Ennesima tragedia in un sistema carcerario al collasso. Succede a Palermo, nel carcere del Pagliarelli, si suicida un detenuto ormai vicino alla scarcerazione. Maglio Viola. Ancora una tragedia nelle carceri siciliane. Un uomo di 43 anni, palermitano, si è suicidato nel penitenziario di Pagliarelli. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine. Il detenuto si è tolto la vita impiccandosi mentre si trovava nel reparto protetto riservato a coloro che hanno problemi di tossicodipendenza. Gli agenti hanno tentato di rianimarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il detenuto scontava una pena per reati legati a spaccio e rapina, sarebbe tornato libero tra un anno, ma anche prima. L'equipe che lo seguiva aveva infatti preso contatti con una comunità e non appena si fosse liberato un posto sarebbe uscito dal carcere in anticipo. La situazione delle carceri italiane è drammatica ovunque, non solo in Sicilia. Secondo i dati di Antigone, che ha visitato 95 penitenziari nell'ultimo anno da Bolzano ad Agrigento, i detenuti sarebbero 62.000 a fronte di soli 56.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 133% in media, ma con punte del 187% in alcune carceri. Negli ultimi 2 anni sarebbero cresciuti di ulteriori 5.000 unità i detenuti. Sul fronte dei suicidi ben 91 quelli accertati lo scorso anno e 33 da gennaio a maggio di quest'anno, mentre sono 246 le persone morte per varie cause durante la detenzione. A Lentini, nel siracusano, droga sempre più diffusa ed escalation di furti per poterla acquistare. I ladri ormai non risparmiano nemmeno le chiese. Francesco Loi. Lentini è insicura? La polizia c'è a Lentini, però i ladri sono più della polizia. Indisturbati e senza alcuna paura, nemmeno della telecamera che li riprende, una volta deterrente, oggi forse non più. A Lentini i furti sono aumentati anche nelle parrocchie. Qui stanno portando via una grondaia in rame dalla chiesa di San Giuseppe. Molti reati non vengono neanche denunciati, però stiamo parlando di reati che succedono quasi tutti i giorni. Furti che non possiamo tollerare come parte sana della città. Come nelle grandi città, anche qui, tra Siracusa e Catania, la droga è sempre più diffusa, soprattutto il crack. Per acquistarne una dose serve appena qualche euro, così chi ha bisogno di soldi ruba, per poi rivendere e comprare lo stupefacente. Si dovranno innescare sicuramente maggior numero di controlli, maggiore vigilanza, specialmente nei quartieri che la sera sono un po' più frequentati da gruppi di ragazzi.
Le forze dell'ordine ci sono, anche se chi abita qui vorrebbe una maggiore presenza. Ci vorrebbe un po' di controllo in più delle autorità e niente, per essere un po' più tranquilli noi cittadini. Intanto più di 300.000 euro saranno spesi per il sistema di videosorveglianza in città. Esiste già un impianto di videosorveglianza che guarda gli ingressi e le uscite della città, ed è già collegato e sarà collegato con le centrali operative. Il nuovo finanziamento che noi abbiamo in animo di spendere guarderà invece al perimetro urbano e quindi controllerà le vie all'interno del centro urbano. Con più telecamere, anche a vista, prima di commettere un furto ci penseranno un po', chissà. Giustizia per le tante vittime della strada. In Piazza Verga, a Catania, i familiari, oltre a chiedere rispetto per i loro cari, avviano una campagna di sensibilizzazione sulla corretta applicazione del codice della strada. Tonino De Mana. Fiori, lapidi, striscioni, foto, strade dove il sangue scorre a fiumi, lasciando a familiari, parenti e conoscenti un senso di vuoto impossibile da colmare se non con il ricordo. E quale migliore occasione di riunirsi e fondare un'associazione per condividere lo stesso dolore e le stesse battaglie. Angeli della Strada, con sede a Napoli ma con adesioni in tutta Italia, fa tappa a Catania con un simbolico appuntamento in Piazza Verga, esattamente davanti al tribunale. È qui che Sara Anicito chiede giustizia per il figlio Roberto, morto a 17 anni in un incidente stradale a Pedara. Per la legge mio figlio è un fascicolo e un numero, ma mio figlio era una vita. La mia giustizia è l'innocenza di mio figlio. Io ho tutte le prove che lo possono mostrare che mio figlio era innocente. E come mamma di Roberto chiedo giustizia. Da Sara Annunzia, da Roberto a Ciro, scomparso prematuramente a Casal di Principe, nel Casertano. I nostri figli, non mi piace chiamarli vittime innocenti, ma angeli, perché oggi i nostri figli saranno gli angeli che proteggeranno queste strade, dove il loro sangue innocente è rimasto sull'asfalto. Al di là degli aspetti giudiziari ci sono anche le strade, che purtroppo anche a Catania non sono a norma, con tantissime buche. Sì, questa storia è un po' dappertutto, anche nel Casertano sono successe molte di queste cose, dove per una buca, per un tombino ci sono state vittime della strada. La manifestazione catanese è servita anche per accendere i riflettori sulla corretta applicazione del codice della strada. Arriva la legge contro chi usa violenza sugli animali. Chi li maltratta adesso rischia fino a 4 anni. Sentiamo Veronica Barbarino. Dopo un'attesa di quasi 20 anni, il Senato ha approvato la proposta di legge Brambilla, accolte quindi norme più severe contro la violenza nei confronti degli animali, in particolare multe fino a 60.000 euro e anche il carcere fino a 4 anni se l'animale è oggetto di sevizie o prolungate sofferenze. Esose sanzioni per chi tiene gli animali domestici legati con catene ed effettua traffico illecito e competizioni tra animali. Uno dei punti fondamentali di questa nuova legge che ci rende particolarmente felici è il fatto che prenda più in considerazione l'animale come essere senziente, quindi un animale che prova dolore, prova spavento, prova paura e che appunto venga tutelato sotto questo aspetto. Importante stretta anche contro chi li abbandona. Per noi è importante la questione dell'abbandono, perché purtroppo soprattutto nella nostra regione i casi i reati contro gli animali che si manifestano attraverso l'abbandono restano nella maggior parte dei casi impuniti e noi purtroppo ne sappiamo qualcosa ed è sempre più frequente. Queste norme proiettano l'Italia all'avanguardia nella difesa degli animali, tutelando chi non ha voce. Parliamo adesso dei tesori dal mare. Mazara del Vallo celebra la pesca e i pescatori in una riunione dei ministri dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Laura Spanò. Mazara del Vallo ancora una volta torna ad essere centro nevralgico del dialogo euro-mediterraneo in materia di pesca. Nell'ambito della rassegna internazionale Tesori dal Blu, a Mazara riunione ministeriale dal carattere internazionale sul tema rafforzare l'approvvigionamento ittico nel Mediterraneo, un incontro per parlare del futuro della pesca nel Mediterraneo, dove diventa fondamentale promuovere politiche condivise, innovative e sostenibili per garantire la sicurezza alimentare e la competitività delle nostre filiere. Per l'Italia il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste Nello Musumeci. Dobbiamo tutti lavorare perché la sostenibile pesca nel Mediterraneo
possa trovare un punto di incontro fra le legittime esigenze dei pescatori e le legittime esigenze dell'ambiente. Sul versante internazionale hanno confermato la propria partecipazione molti rappresentanti istituzionali della sponda sud del Mediterraneo. Noi come parte libica intendiamo rafforzare la collaborazione e la cooperazione con l'Italia sia per la formazione che per tutte le attività inerenti alla filiera della pesca. Quella di Mazara non è stata certamente una giornata celebrativa di un Mediterraneo che già conosciamo, ma sarà uno spazio in cui si vuole concretizzare il lavoro, l'idea di andare insieme verso l'unica direzione per salvaguardare questo mare che ci accomuna, ma che spesso ci divide. A Palermo 100 bambini trasformano l'Assemblea regionale in una redazione, vanno in onda con il TG della memoria, i piccoli diventano così conduttori, inviati e cronisti. Marco Gulla. Nessun adulto al microfono, nessun politico dietro al leggio al TG della memoria in onda simbolicamente dall'Assemblea regionale siciliana. I conduttori sono gli alunni di quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Villabate 2. Trasmettiamo in diretta dallo studio della quinta A e quinta B e oggi siamo qui per raccontare le storie di alcuni uomini che hanno combattuto contro la mafia siciliana, Cosa Nostra. Le storie che vogliamo raccontare sono storie senza tempo. Un telegiornale costruito interamente da loro, senza interventi esterni, in cui i cronisti, inviati e presentatori sono tutti bambini. Si fa memoria, si fa antimafia direttamente nelle scuole. La risposta che possiamo dare alle polemiche che ci sono state fino adesso, in questi ultimi giorni, è l'antimafia parte dai bambini ed è curata, come diceva Gesualdo Bufalino, da un esercito di maestre. Da Gaetano Costa a Boris Giuliano, da Paolo Giaccone a Giuseppe Tesauro, gli studenti giornalisti raccontano chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia. Ma guardiamo alcuni scatti fatti proprio durante quegli anni. Giorno noi siamo impegnati in tantissime iniziative di prevenzione contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, il cyberbullismo e la promozione dell'educazione alla legalità. Riteniamo che questi percorsi siano molto fruttuosi, è stato veramente un percorso positivo per i nostri ragazzi e speriamo di continuare questa collaborazione con la Fondazione. Adesso ci fermiamo, fra poco lo sport. Ben ritrovati, parliamo di sport, di calcio, un'altra pesante mannaia per il Messina, penalizzato di 14 punti da scontare nel prossimo campionato fra i dilettanti. Stangata anche per il Trapani. Tonino De Mana. Il campionato è finito da un pezzo, ma a cascata arrivano le mazzate, tremenda per il Messina. Non bastassero la sconfitta di Foggia e la conseguente retrocessione, i guai societari e giudiziari della CR, arriva anche la stangata del Tribunale Federale Nazionale. 14 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza per i mancati pagamenti di stipendi e contributi dell'aprile scorso che gettano ombre sinistre sul futuro dello stesso club, facendo scappare a gambe levate anche i possibili soggetti interessati all'acquisto. In poche parole, si annuncia un'estate calda, l'ennesima in riva allo stretto. A questa si aggiungono anche le sanzioni personali, 10 mesi di inibizione ciascuna al presidente Alaimo e all'amministratore Sissè. Una condanna pesantissima che va ad aggiungersi ad una situazione disperata per la quale la Procura di Messina ha inoltrato anche istanza di fallimento con udienza fissata al 10 giugno. La CR non ha presentato alcuna memoria difensiva. Mano pesante per il caso dei crediti d'imposta anche per il Trapani, sanzionato di 8 punti che dovrà scontare nel prossimo torneo di Serie C. 6 mesi di inibizione per il patron Antonini. In attesa di conoscere carte e motivazioni, la società Granata sta valutando l'ipotesi del reclamo alla Corte Federale d'Appello. Adesso un'altra pausa per noi. Bene, è davvero tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e una buona serata.